Oggi sono 5 anni esatti dal referendum sull'autonomia, come andrà a finire? Ma penso che andrà bene. Sì, sì, Questo governo ce la farà, penso di sì. non ha perso le speranze. No, no. Io non sono né per una parte né per l'altra, però se viene, venga, insomma. Vedremo. Non la vedo molto, io sarei favorevolissimo. Neanche con questo nuovo governo. Diciamo che c'è forse una parte di questo governo che non è molto convinto di questo. Speriamo, sì, anch'io spererei molto, però ho paura che la strada sarà ancora molto lunga, Ci sia qualcuno che frena. di sicuro, purtroppo. Forse siamo una regione che diamo troppo, rendiamo troppo per poter diventare forse poi autonomi. Quindi. Però qualcuno di questo governo ha promesso che si farà. Ma lo dico ma non lo dico, sappiamo che poi come chi arriva alla politica poi tante cose se le dimentica. Penso che sia ora di arrivare a un punto, ecco. Cioè, spingere un po' di più su questo governo perché si decida. Credo che come altre regioni anche il Veneto dovrebbe avere la possibilità di esprimere quel che è la maggioranza di un referendum. Il problema è un altro, che adesso credo che il governo sia ancora più centralizzato. Come andrà a finire? La ringrazio, non mi riguarda.